detto in questi termini, tra migliaia di nominativi non le so rispondere, mi dica con qualche altro particolare. Va bene. Conosce una persona di nome Monaco che è titolare dell'Ares Hotel? No, credo di no. Va bene, grazie, non ho altre domande. Avvocato Passanissi. Dottore Speranza, per capire meglio, Ma che fa senza capo? c'è una struttura denominata SCO, è una struttura a squadra mobile. Queste due strutture operano autonomamente o c'è un coordinamento? No, operano autonomamente, anche perché lo SCO è il servizio centrale operativo, la squadra mobile ed è uno solo ed è a Roma. Sì. È un organismo centrale della Criminal Pol per operazioni di particolare importanza. Certo. Le squadre mobili ne trova una ogni provincia. Certo. Ma dico, non c'è un coordinamento? Ogni volta che sorge la necessità per operazioni di particolare importanza, lo SCO si appoggia alla squadra mobile? o viceversa. Perfetto. E allora, visto che le cose stanno così, è possibile che lei, come capo della squadra mobile, non fosse a conoscenza di un'operazione particolarmente importante dello SCO? Cioè, quale? Sto dicendo in genere per ora. Ma in genere significa, lo SCO ha tante altre attività, per cui è chiaro che... No, un'operazione di particolare interesse a Catania. È possibile che lei non ne fosse a conoscenza? Normalmente no. Senta, lei ci ha riferito che ha partecipato a diversi interrogatori del Samperi da parte dell'autorità giudiziaria e lei era presente, no? In alcuni sì. Sì. Lei ricorda su per giù il periodo, tenuto conto che la collaborazione del Samperi incomincia nel gennaio 93? Dico, lei ha partecipato solo ai primi interrogatori o anche ad altri? No, non credo solo ai primi, nel corso del tempo. Quindi ad alcuni verbali. Anche dopo, cioè durante il corso dell'anno? Sì, del 93? solo e esclusivamente lei mi ricaverà le date. Sì, esatto. certo, questo è ovvio che io le posso ricavare. Per quello Si che poteva evitare la domanda, se mi consente, bastava prendere le date e lei avrebbe verificato che c'è la mia firma. Sì, lo so, però la Corte Era questi atti semplicissimo. non li apre, Mi dottore scusi. Speranza. Ecco perché le faccio la domanda. Eh. E allora dico questo, lei ricorda che a un certo punto della collaborazione del Samperi, il Samperi cambiò in qualche maniera atteggiamento, cioè accusando nuove persone che in un primo momento non aveva accusato, accusandosi lui stesso di omicidi che inizialmente di cui non aveva parlato. Lei lo ricorda questo particolare? Sì, certo. Lei ricorda orientativamente quando avvenne questo? Non glielo so dire. Era forse presente quando avvenne questo interrogatorio? dopo alcuni mesi. Sì, credo che in qualche interrogatorio in cui il Samperi manifestò l'intenzione di parlare di omicidi o incominciò a parlare di fatti di sangue attribuendosi pure lui, diciamo, la È paternità. possibile che sia avvenuto nel settembre 93? Ma lei era presente a questo interrogatorio? In qualche interrogatorio sì, certo. Di questi proprio specifici dove il Samperi si assunse delle responsabilità? Credo di sì. Senta, un'ultima domanda. Lei ha detto ha escluso di aver avuto colloqui investigativi con l'Avola prima della sua collaborazione. L'ho escluso, Sì, l'ha escluso. tranne nel momento in cui L'Avola venne arrestato. Sì, Esatto. chiarissimo. No, io la domanda che le ha fatto altro difensore era relativa proprio al colloquio investigativo all'interno della struttura carceraria e lei l'ha escluso. Certo. Perfetto. La domanda invece mia è un'altra. Lei esclude che prima della collaborazione dell'Avola abbia mai incontrato l'Avola, ad esempio, in tribunale? Sì, certo. Lo esclude? Lo escludo. Lei non era presente a un processo dell'Avola relativo alla pistola rinvenuta nell'appartamento dove venne fatta la perquisizione a seguito dell'omicidio di Leo? Credo che non ci sia andato. No. Lo esclude o crede? Penso di no.
Quindi lei non ha mai incontrato l'Avola? Gli unici miei 2 rapporti con l'Avola sono stati l'inizio, il momento dell'arresto, quell'invito a collaborare, e il momento in cui l'Avola decise di collaborare per farlo alcuni mesi dopo. Il 9 marzo. In altre circostanze Non ho mai avuto nessun altro tipo di contatto, rapporto nel processo per un coltello, di per nessun una pistola, genere con l'Avola. lo esclude. Non ho mai avuto nessun Avvocato altro tipo di Bassanisi. rapporto. Va bene, finito. Si mette a fare l'inquisitore, perdono. Allora, avvocato Papalia. Dottore Speranza, poc'anzi lei ha riferito di aver avuto modo di così interessarsi, tra virgolette, dei crediti che il Samperi diceva di vantare, giusto? Tra i creditori di questo Samperi ricorda se c'era un certo strano Francesco, mediatore di Mascalucia? Mi pare di sì. Questo strano Francesco riferì qualche cosa in ordine al perché lui era debitore nei confronti del signor Samperi? Sì, ma voglio dire, questo strano non rientra né tra quei 3 soggetti che mi dissero effettivamente che doveva risolvere dando una giustificazione. Perfetto. Per cui fece delle rassegne. Quindi lo strano. Vediamo un po' se io posso così sollecitare la memoria, perché mi rendo conto che è difficile ricordare fatti lontani nel tempo. Ricorda di una casa a Sant'Alessio? So che il Samperi era proprietario di una casa a Sant'Alessio, qualcosa del genere. E questa proprietà della casa di Sant'Alessio ha qualche cosa, cioè si riferisce alla posizione di questo mediatore? È collegata? Avvocato, non lo ricordo come, anche perché, ripeto, gli unici episodi per cui sono stati quei 3. Lei può chiedere questa trattazione di cose al difensore del Samperi, che certamente avrà avuto modo di trattare affari privati del Samperi. Ricorda se questo mediatore strano è stato interrogato da lei in ordine a quanto chiedeva il Samperi? Non lo ricordo. Non lo ricorda. Aspetta, voglio seguire questa cosa con Sant'Alessio. Per cui lei non ricorda le dichiarazioni che ebbe a fare questo strano, sempre che ne abbia fatte? Ricordo di aver conosciuto Strano, che era in rapporti di amicizia con il Samperi. Non so esattamente che tipo di rapporti di amicizia avesse. Credo che facesse il mediatore o qualcosa del genere. Però, siccome ho avuto, credo ci ho parlato un paio di volte con questo Strano, dopodiché non l'ho più visto, ho ritenuto che fosse uno che, avendo saputo che il Samperi, suo ex amico, aveva deciso di collaborare, lo avesse totalmente mollato. Quindi dal punto di vista investigativo non potevo ricavarne nulla, per cui non ho più trattato. Quindi non sa dire se c'erano rapporti di natura economica tra i 2? È possibile che ci siano stati. Se era amico di Samperi, quando Samperi faceva il malavitoso, evidentemente rapporti ne avevano. No, io non parlo di amico o meno, dico se rientra questo nominativo Strano Francesco che faceva il mediatore tra le persone nei confronti delle quali vi siete attivati per riscuotere o comunque avere i soldi indietro da parte del Samperi. Avvocato, solo da 3 persone ho riscosso assegni che ho trasmesso all'avvocato, altri tipi di persone non mi hanno consegnato assegni, non me ne sono interessato, non me ne fregava totalmente Benissimo. nulla. Allora l'ultima, tenuto conto delle sue risposte, ricorda che questo Strano ebbe a fare degli assegni? Le persone da cui ha avuto assegni, tra queste persone rientra Strano Posso, Francesco? Presidente, consultare i miei atti? Prego. Presidente. Posso consultare i miei atti? Sì. Benissimo. Se tra le persone che lei poc'anzi ha individuato in 3, il numero di 3, rientri lo Strano. Le persone sono il signor Pelleriti. Non mi interessa chi sono le No, persone. glielo dico io così evitiamo sia per io desidero. Carmeni, La Antonino domanda era questa. Se e rientra, De Luca Giuseppe. se rientra non questo- riscontro verbali a nome di Strano. Perfetto, ho finito, Presidente. Altri interventi? Per consentire il recupero di qualche domanda proprio con riferimento alla posizione di Si accomodi. Grazie.
Dottore Speranza, lei ricorda di avere partecipato all'arresto di Fichera Alfio? All'arresto di Fichera Alfio? Sì. Senta, cosa avete rinvenuto all'interno della sua abitazione? Di sospetto? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda? Credo che non ci fossero armi o qualcosa del genere, ma di altri particolari non li ricordo. Senta, lei ricorda se all'esito della perquisizione nell'appartamento dove venne arrestato avete trovato delle chiavi e proceduto alla perquisizione di altro appartamento? Sì. Senta, quest'altro appartamento dov'era? Dove si trovava? In provincia, zona credo Giardino o qualcosa del genere, però adesso vagamente ricordo qualcosa, ma non... Anche lì avete fatto una perquisizione? Penso proprio di sì. E cosa avete rinvenuto? Nulla di sospetto? Nulla, insomma. Lei prima dell'arresto aveva attenzionato il Fichera Alfio, aveva avuto modo di effettuare investigazioni o indagini su di lui, il suo ufficio? Ma Fichera Alfio era uno di quei personaggi di cui altri collaboratori avevano parlato, eccetera, eccetera. Dopodiché lo abbiamo tratto in arresto come un qualsiasi altro latitante. Ho capito. Senta, lei a seguito dell'inizio della collaborazione di Samperi Claudio ha effettuato attività di indagini che riguardavano il mercato ittico di Catania? Sono state fatte anche attività sulla scorta di dichiarazioni che riguardano, penso proprio di sì, credo di sì. E che tipo di attività avete fatto? Sulla presenza di persone indicate dal Samperi che avevano attività al mercato ittico o roba di questo genere. Cioè in quel periodo sì, abbiamo fatto attività di indagine su persone che svolgevano attività o che comunque erano interessate nella zona del mercato ittico. E avete riscontrato, con riferimento, mi scusi, a Fichera Alfio, cosa avete riscontrato? Non me lo ricordo. Non se lo ricorda. Senta, che le risulti, esistono all'interno del mercato ittico informatori di polizia, cioè cosiddetti confidenti? Chiaramente senza che io le chieda per ragioni, è chiaro, di segretezza il nome, dico, ma che le risulti all'interno del mercato ittico di Catania la squadra mobile, la polizia, il suo ufficio aveva dei confidenti? Lei può chiedere a me, io non ce l'ho per confidente del mercato ittico, se è personale di polizia altro, qualcuno che lavora nel mercato ittico. Lei non lo sa? No. Sempre per quella regola che ognuno non rivela agli altri? In genere è così. Che lei sappia, il mercato ittico di Catania è oggetto di controllo notturno da parte della squadra mobile? In particolare della scuola mobile no, la scuola mobile quando c'ha servizi esterni può anche operare al mercato ittico, ma come specifico settore ci sono altri uffici di polizia a Catania. Dico, altri uffici? Ci sono i commissariati di zona, ci sono le volanti, ci sono altri uffici che è possibile che facciano dei controlli, c'è l'ufficio antimafia e tutto il resto. Senta, lei precedentemente a questo incarico era stato mai assegnato alla Digos? È stato alla Digos lei? No, mai. Con riferimento a queste dichiarazioni che lei avrebbe verbalizzato, questa dei creditori, i debitori, mi scusi, del Samperi, questi verbali poi li avete trasmessi all'autorità giudiziaria? Li ho trasmessi all'avvocato Guarnera che nel non all'autorità giudiziaria. che nel frattempo aveva la delega per la procura speciale per la trattazione degli affari del collaboratore. Nessun'altra domanda? Avvocato Calì, ha domande per il test? Nessuna domanda. Pubblico Ministero, mi pare. Sì. Dottore, ci vuole dire chi è legittimato a svolgere i colloqui investigativi? Legittimata a Quali svolgere? organi sono legittimati? Sono gli organi che hanno per esempio neanche il dirigente della mobile è legittimato a svolgere il colloquio investigativo, Quindi ma lei... come nostra organizzazione è indicato per esempio il dirigente della Criminal Pol, perché è un organo interprovinciale. Quindi... Silenzio in aula, silenzio! Quindi il dirigente della squadra mobile non ha facoltà di svolgere colloqui investigativi. Quelli veri, diciamo, quelli colloqui richiesti investigativi. così come è previsto dalla norma.
le è mai capitato che un suo collaboratore, nel periodo in cui lei ha prestato servizio nella squadra mobile, le è mai capitato che un suo collaboratore, un agente, abbia indicato per iscritto nella relazione, in eventuali relazioni di servizio, l'identità della fonte confidenziale da cui apprendeva le notizie? Nel corso della mia attività di 25 anni nel settore della polizia giudiziaria mai. Per iscritto. Qualche volta è potuto capitare che qualcuno l'abbia detto oralmente: sa, dottore, Tizio mi ha dato questa notizia, ma per iscritto figuriamoci. Dottore, lei è stato mai esaminato in sede dibattimentale sull'incontro avuto con Grancagnolo prima o dopo il processo Panarello? Prima o dopo il processo? Panarello, cioè questo incontro avuto con Grancagnolo di cui lei ha detto oggi su domanda di uno dei difensori, dico, è una circostanza sulla quale lei è stato mai esaminato nel corso di dibattimenti pubblici? Mi sembra di no. Non ho altre domande, Presidente. Avvocato Russo. Presidente, su un punto che ha adesso toccato il pubblico ministero mi consente una domanda? Scusi, non avevo colto il cenno, sono l'avvocato Strano. Presidente, per la verità il pubblico ministero qui formula opposizione, perché il tema, da qualunque parte lo si veda, esame contro esame, dico, il tema è un tema che è stato oggetto di discussioni e nel momento in cui lo ha ripreso il pubblico ministero era stato già oggetto di esame da parte di uno dei difensori. Io credo quindi che non si possono formulare più domande su questo tema. Sentiamo la domanda. Io con riferimento alla legittimazione ai colloqui investigativi, il tema della domanda è questa: se oltre che il funzionario che ha citato il dottore Speranza sia capitato a Catania che ne siano stati fatti colloqui investigativi da funzionari diversi, e nel caso da chi e con chi. Può rispondere. Può rispondere alla domanda. Può rispondere alla domanda? Sì, lei poco fa, se ho capito bene, ha detto che legittimato ai colloqui investigativi a Catania era il dirigente della Criminal Pol. No, non è così. Le persone legittimate a fare colloqui sono i dirigenti del Criminal Pol, funzionari dello SCO, Servizio Centrale di Protezione, eccetera. Quindi non a Catania, può pure venire un dirigente della Criminal Pol di Reggio Calabria a fare un colloquio investigativo con un altro di qua, il quale può anche farsi appoggiare da un altro funzionario, ma il tutto deve risultare per iscritto, anche perché chi accede al carcere viene normalmente registrato. Normalmente che vuol dire? Che è capitato Viene sempre che non siano stati... Viene registrato. Bene, allora a Catania abbiamo, se ho capito bene, come per legge lei poco fa ha sottolineato, sono i dirigenti e i funzionari della squadra mobile della Criminal Pol? No. Io non l'ho capito, dottor Il dirigente della squadra mobile in quanto tale non ha il diritto, diciamo, a chiedere un colloquio investigativo, lo può chiedere il dirigente della Criminal Pol. Bene, allora solo il dirigente della Criminal Pol, Sì. quindi avevo capito bene all'inizio. Sì. Bene, è capitato a Catania, mentre lei era il capo della squadra mobile, che oltre al dirigente della Criminal Pol siano stati fatti colloqui investigativi da altri dirigenti o funzionari catanesi e specificatamente della sezione da lei diretta? Colloqui investigativi, Sì. detti in questi termini, in senso tecnico no. In senso atecnico? Questo è il senso del colloquio investigativo. Che vuol dire in senso Che tecnico? persone possono essere state interrogate in carcere su delega, è teoricamente possibile, su un fatto che non è nulla, come persone per esempio informate sui fatti, può succedere, ma non è un colloquio investigativo, è un fatto particolare. Con riferimento a collaboranti, facciamo per esempio l'esempio di San Pedro.
oltre che il dirigente della Criminal Poll, è capitato che qualche altro funzionario o dirigente della polizia abbia fatto colloqui in carcere o nella struttura nella quale si trovava il Samperi? Mi chiede di sapere se il dirigente della Criminal Poll ha fatto colloquio con il Samperi. A me non risultano. Bene. Se risultano lo faccia. Va bene così. La domanda era diversa della Sì, va bene così. Altre domande? Avvocato, va bene così, altre domande? Scusi, Presidente, io vorrei fare la domanda, poi lei mi dirà. Avanti, va bene, avanti, sì, proceda. Allora, a lei non risulta che siano stati fatti invece da altri funzionari colloqui con Samperi al di fuori di quelli fatti assieme ai magistrati? Ha risposto, Se Samperi ha deciso di collaborare nel momento in cui è stato tratto in arresto perché latitante, non vedo la necessità di un colloquio investigativo, tra l'altro. Quando si trovava nel territorio di Catania, cioè perché fu arrestato qua, ha fatto una collaborazione qua, poi è andato via. Ma qui a Catania è rimasto pochissimi giorni, quindi un colloquio investigativo. Ma non c'è un colloquio investigativo dal momento che la stessa sera il Samperi ha deciso di collaborare e subito è stato sentito dal magistrato direttamente. Quindi qual è il Dopo questo è stato sentito non in presenza dei magistrati, da funzionari della polizia. Non sentito, Da no. quel momento in poi. È stato gestito come detenuto che stava in una struttura extracarceraria per pochi giorni, ma limitatamente alla gestione del detenuto che stava in una struttura extracarceraria pochi giorni qua. Questo è diverso da sentire, era gestito come detenuto. Tenga presente che noi non siamo organizzati normalmente, o non eravamo organizzati per tenere una persona detenuta, collaboratore o non collaboratore, essendo un detenuto in una struttura di accomodo, chiamiamola così. Sì, lei è stato chiaro, una sola specificazione se me lo consente il Presidente. Gestito che significa? Gestire significa comandare i servizi, vedere se i servizi di sicurezza vanno bene e provvedere, altri naturalmente, non personalmente, a tutte quelle che sono le necessità di una persona fisica che è detenuta in un posto dove comunque non è organizzato per essere un luogo di detenzione. Ho capito. Grazie. Possiamo licenziare il testo? Presidente. Non in presenza del testo. Presidente, scusi. Prego. No, c'erano delle domande, Presidente, che devo fare io un attimo. In sostituzione dei colleghi sono io. Avanti, avvocato Antino. Sì, no, soltanto questo, dottor Speranza, le risulta durante la sua attività così di frequentazione per motivi investigativi dei collaboranti di giustizia che vi sono stati dei collaboratori di giustizia che hanno affermato delle cose assolutamente non corrispondenti al vero, per cui di fatto l'attività di riscontro è fallita in ordine a quelle dichiarazioni? Se sì, dica Presidente, c'è opposizione alla domanda e sulla completamente la Scusi, un attimo, dico, se per caso, se sì, dica quali in ordine proprio anche c'è a quei opposizione, Presidente. Abbiamo sentito, c'è l'opposizione, ma la domanda non è ammissibile di per sé, è troppo generica, non significa nulla, non comporterebbe niente come materiale probatorio. No, faccio... Se non manifestare una problematica che, di cui tutti siamo a conoscenza. Scusi Presidente, riguardava, fra l'altro, anche lo stesso capitato al pubblico ministero, se per caso si fosse trovato il dottore Ma Speranza... non è una questione di pertinenza o attinenza al capitolato, avvocato, è troppo generica la domanda. Cioè quale si sia la risposta non porta niente di utile ai fini della decisione. Va bene, grazie. Quindi, se si vuole specificare per un singolo io collaborante facevo e in ordine a una singola circostanza, Presidente, allora mi scusi, ma sulla diventa perfettamente Sì, ma dico, ammissibile. il capitolato Se è è capitato in generale che un pentito sia un grandissimo bugiardo, mi pare che di esperienza questo comunque è tutto. Va bene, Non vedo perché debba essere interessato il test alla... Siccome era citato sulle investigazioni svolte, chiedevo di sapere se mai si fosse imbattuto nell'ambito dell'attività. Perfetto, Presidente. Altre domande? No. Lei non le può fare le domande. Avvocato Antilla, si avvicini, se non c'è il difensore di fiducia, si avvicini e chieda un po'. Si avvicini all'imputato. Presidente, un'ultima domanda, se è possibile. Lei ricorda se il suo ufficio si è occupato di un sopralluogo avvenuto
come dire, nella cantina del distributore Agip di Ognina, nel locale sottostante il distributore di Ognina? Credo di sì. Si è occupato? Sì. Lei era ancora capo della squadra mobile? Mi pare di sì. Lei ricorda in quell'occasione cosa si stava cercando? Un proiettile conficcato, qualcosa del genere. Fu trovato? Mi pare di no. E si stava cercando quel proiettile sulla base delle dichiarazioni di un collaborante? Certo. Di chi si trattava? Forse Maurizio Avola. Va bene, grazie. Prego, avvocato. Nell'interesse di Barcella Salvatore, dottore Speranza, lei ha subito un procedimento penale a seguito di dichiarazione di collaboratore di giustizia? Non si ammette la domanda. Non ho altre domande, Presidente. Possiamo licenziare il test? Può andare, dottore. Può andare. Buongiorno, dottore. Presidente, sono l'avvocato Ossano, fuori verbale. Posso chiedere la cortesia se che venga chiamato in test Giuffrida Mario per motivi personali, ecco, se non ci sono opposizioni da parte di altri colleghi. Chiedo scusa, avvocato, mi comunicava qualcuno dei carabinieri che c'è un test, credo della difesa, un tale Vela, che è in condizioni di salute abbastanza precarie. Beh, allora facciamo. Soltanto, io non so da chi sia stato indicato, soltanto questo. Esigenze personali di salute, quindi Di chi è questo testimone? Come si chiama? Vela, se non ricordo male. Velo Francesco. Come? E di chi l'ha citato? Possiamo sentire? Introduca il signore. Cosa posso? Presidente, non mette domanda. Lo saluti allora. Infatti, hai fatto bene a farlo avvicinarsi. Tutta una cosa insieme. A comandare tutto, Avvocato, ancora c'è il coraggio di chiedere la professione di lavoro per quello stronzo che Aspetta, sto facendo una domanda. Il servizio è ritornato mi dice domani sicuro non è Tanto certo. io dico mi metterò a parlare. La smetta. Si accomodi. E un po' di silenzio in aula, per favore. Un po' di attenzione, si sieda. Buongiorno. Un po' di silenzio. Signori, per favore. Legga la formula del giuramento. Prego. La formula del giuramento. La formula del giuramento. Consapevole, eccetera. Qual è il problema? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, la sua generalità, lei è il signor? Velo Francesco. Nato? Nato a Manforte San Giorgio 84 Non ha sentito. E un po' di silenzio, per favore. Nato a Manforte San Giorgio 84 1935. Presidente? Presidente in Torre Rotta, Corso Sicilia 92. Ascolti la domanda dell'avvocato Passarello alla sua sinistra. Signor Velo, che attività lavorativa svolge? Io ho un'industria gasaria. Signor Velo dovrebbe avvicinarsi. Il microfono lo può spostare anche, se lo tiri un po'.
Che attività lavorativa svolge, signor Velo? Io ho un'industria casearia. Che sita dove? A Messina e provincia. Lei è fornitore del Sigros? Io sono fornitore del Sigros da diversi anni. Da quando? 6, 7, 8, non lo so. Senta, quando il Sigros è divenuto parte del gruppo SMA, Sì. lei automaticamente ha continuato ad essere fornitore del gruppo SMA Sigros? Sì. È stato, dico, una sorta di passaggio automatico? Non ho Dico, capito. è stato una sorta di passaggio automatico, essendo Sì. che lei era del Sigros è diventato poi anche della SMA quando il Esatto. Sigros è divenuto SMA. Solo limitandomi a Messina e provincia. Messina e provincia, sì. Senta, lei prima non forniva il Sigros, dico, prima lei ha detto 6-7 anni, da 6-7 anni fornisce il Sigros. Fornivo il Sigros. Sì, dico, prima non forniva il Sigros, No, pur... prima non c'era, non so. Sì. Senta, iniziando a fornire il Sigros, il suo fatturato dell'azienda Velo è aumentato sensibilmente, no? Ma sono vessarie, 200 milioni, 300 milioni. 200-300 milioni. Come le dicevo, limitato solo a Messina e provincia, ecco, non è che io fornivo Catania, Palermo. Forniva? Non è che io fornivo Catania, Palermo, solo Messina e provincia. Sì. Senta, il Sigros poi ha aperto degli ipermercati nella Messina e provincia, tipo Città Mercato, qualcosa del genere? Ma io non ho fornito. Lei non lo forniva? No. E gli affiliati invece della SMA, lei li fornisce, li forniva? Ma affiliati della SMA li fornisco qualcheduno sempre a Messina, ma non conosco il proprietario di queste SMA. Senta, in che tempi paga la SMA? La SMA a me disgraziatamente mi paga dopo 6 mesi, 4 mesi. 3-4 mesi? E sa se questa è un po' la prassi che viene attuata con tutti i fornitori? Non Dico, lo per so, quelle che perché- sono le sue Non lo so perché condizioni. io faccio pressione solo per me, non per gli altri. Senta, lei conosce la ditta Amalia? Sì, E sa chi è stato il suo ha avuto qualche rapporto commerciale con la ditta Amalia? sì, ho avuto un rapporto commerciale che ho fornito del latte a titolo di cortesia. Ha fornito? Del latte, Sì, qualche cisterna di latte. ho capito. E chi era il suo interlocutore per la ditta Amalia? Io prima ho parlato con il signor Tuccio, poi c'era Tuccio come? Poi c'era un altro signor Pizzimenti, mi pare. Sì. No? E mi scusi, a parte questo rapporto di fornitura, dico, poi la ditta Amalia era una sua concorrente sul mercato della Sicilia orientale? No, ognuno si fa il suo lavoro, io mi faccio il mio, la ditta Amalia si fa il suo, gli altri si fanno il suo lavoro, perché io non ci tengo a queste cose. Dico concorrente nel senso che entrambe vertevano sia la ditta Velo che la Malia nello stesso ambito, diciamo, di produzione merceologica, ecco. Cioè era anch'esso un caseificio, no? Sì, ma ognuno si fa il suo lavoro, come le dico, avvocato. Io non mi interessa la concorrenza, a me mi Dico, interessa il prodotto. con questa ditta lei ha mai avuto problemi? No. No. Ha mai subito pressioni di qualche tipo? No, e che pressione devo subire? Chiedo scusa, però il pubblico ministero non conosce l'articolato
della difesa perché... Ed è stato fornito, dottor Marino? No, non c'è stato fornito. No, è stato fornito, no, proprio, e glielo dico, allora non mi sarei permesso, è stato fornito proprio all'udienza scorsa, quindi mi meraviglia questo suo... No, io però volevo dire un'altra cosa. Poc'anzi il test ha dato una risposta circa i rapporti con la Maglia, poi sono incomprensibili le domande, io non ho avuto il tempo di fare opposizione, ma le domande successive, sulle oppressioni o meno. L'unico rapporto che risulta per una fornitura, a quanto ho capito io, di latte alla ditta Maglia, quindi le due domande successive sono incomprensibili in esito alla risposta che ha dato il test. Comunque forse il test l'ha comprese però, perché ha risposto. io non ammetto di non c'era potuto passare. Grazie. Senta, signor Velo, lei ricorda se nell'ambito della SMA a un certo punto si inserì la ditta Gala con un preciso prodotto caseario? No, non ci ho fatto caso, avvocato, perché io fornivo, come lo ripeto, Messina sempre i miei prodotti. Siccome in Messina di più consumano mozzarella velo, va bene, perciò a me non mi interessava del Sole o di un'altra ditta o di Mali o chiunque sia, perché ognuno va a cercare, mi dia una mozzarella velo, ecco, questo è importante per me. Scusi, lei non ricorda che a un certo punto sul mercato siciliano si inserì una mozzarella della Gala denominata Nuvoletta? Sì. Lo ricorda? Sì. E c'è ancora. E c'è ancora. Si inserì anche sul mercato messinese? Sì. In continuazione c'è per due, sempre. E che vuole dire con questo dato, mi scusi? Che significa in continuazione per due mozzarelle gliene danno 6. Mi scusi, che tipo di... dico, con che tipo di... pubblicità, avvocato. Sì. Dico, a suo avviso questo inserimento commerciale della Nuvoletta sul mercato della Sicilia orientale fu fatto in modo lineare dal punto di vista commerciale, oppure i caseifici già presenti sul mercato notarono, si lamentavano di qualcosa che non andava, per quello che sono le sue conoscenze? Ma secondo me loro hanno fatto per entrare, per poter sfondare il mercato, siccome loro sul mercato latte sole hanno il suo nome, volevano entrare bene anche con questa Nuvoletta. E allora per farla conoscere fanno sempre questa pubblicità, prende 3, paghi 2, secondo me. Lei non ricorda se le percentuali, ecco, di offerta gratuita erano addirittura maggiori rispetto a questa che lei sta dicendo, cioè si parlava del 50% in più, anzi del 100% in più rispetto al pagato? No, non lo so questo. Questo lei non lo ricorda? Lei non ricorda se ci fu un tentativo dei vari caseifici siciliani di coagularsi insieme, di solidarizzare insieme per opporsi a questo tipo di pubblicità invasiva? Io vorrei ricordare soltanto che è un esame questo, avvocato Passarello. Sì, lo ricordo perfettamente. E mi sembra che lei, come pone le domande, l'abbia dimenticato. Posso parlare? C'è opposizione alla formulazione della domanda in quei termini. Può rispondere. Prego. A me di questo non mi ha avvicinato mai nessuno, non mi ha detto mai nessuno, perché come lo ripeto io faccio il mio lavoro, ognuno si fa il suo lavoro. Senta, lei non ricorda se una volta il signor Tuccio venne appositamente a trovarla a Messina? Venne a trovarla a Messina nel 91 per parlare di questo problema? No. Il signor Tuccio quando si trovava veniva a farmi visita, si trovava, veniva a San Molutano, ci prendevamo un caffè e basta. Finiva lì i nostri rapporti. Ho capito, dico, lei non ricorda se in una di queste circostanze si parlò di questo problema di cui le accennavo prima, su questo tipo di prodotto della Gala? No, ma prima di tutto che il signor Tuccio sapeva che io non avessi accettato una cosa del genere, perciò non mi faceva nemmeno questa proposta.
perché mio padre faceva questo lavoro, io ho 61 anni, ho fatto sempre questo lavoro, non c'è bisogno di allinearmi al signor Tuccio, al signor Sole o al signor Ronaldo. Dico, per me mi va bene il mio lavoro. Io non lo so perché. Io non so i testi che ci sono, non sapevo, ma tu c'hai la... Lei è anche fornitore dei grandi magazzini standard? I magazzini standard sono, mi sembra, 36-37 anni che fornisco magazzini standard di tutta la Sicilia. Quindi anche di Catania e provincia? Sì. Senta, ricorda che fatturato di prodotti caseari c'ha la standa di Catania, le due, via Etnea e piazza Cavour? No, la via Etnea non c'è più il supermercato. Quando c'era, signor Velo? Quando c'era a me potevano fatturare, non so, attorno a 100 milioni l'anno, non di più. Di quello che lavorava di più era Messina, Viale San Martino, come stante, e poi Palermo, via Libertà. Mi scusi, dal punto di vista dico, delle forniture casearie, dico, si poteva considerare un punto importante, un punto appetibile o no? Parlo della standa di Etnea. Guardi, per me, io l'ho considerata, lasciamo stare l'utile che lei può avere da questi grossi magazzini, ma è per farsi conoscere, perché lei sa benissimo alla standa, alla Sicus, quanto gente entra, insomma, una ditta ci piace di essere presenti in questi grossi centri. Lei sa per caso se la Malia di cui abbiamo parlato prima era interessata a forniture standard? No, non mi risulta, perché come la standa soltanto un anno fa ha inserito una ditta locale, la ditta Zappalà, non avevo voluto mai inserire un'altra ditta e non avevano intenzione, non hanno avuto mai intenzione quando c'era un fornitore che si trovavano bene. Senta, lei dove acquista il latte? Io acquisto il latte su Enna, Caltanissetta, Collesano, Cantavuturo, tutte queste zone. Direttamente dagli allevatori? Sì. Perché per un caseificio è conveniente acquistare direttamente dagli allevatori? Certo, perché il latte è bianco e più acqua ci mettere sempre più bianco è, perciò è bene prenderlo direttamente dall'allevatore, non fare passamano. La Malia da questo punto di vista ha mai dato dei fastidi al caseificio Velo, inserendosi per esempio presso gli allevatori che vi fornivano il latte? No, né la Malia né un altro, perché il caseificio Velo è puntuale con i pagamenti, perciò nessuno dei produttori si permette di togliere il latte. Ho capito, e invece qualche volta si è rivolto direttamente a lei per avere il latte il signor Tuccio? Gliel'ho detto prima. Grazie Presidente. Pubblico Ministero? Quando ha conosciuto il signor Tuccio? Il signor Tuccio io l'ho conosciuto in una riunione a Palermo all'assessorato all'agricoltura e foresta, allora mi pare che l'assessore era il nostro compaesano di Lipari, come si chiama, oggi onorevole pure, e c'era di mettere a posto i prezzi regionali e c'è stata questa riunione. In che anno? Ma mi sembra che siano 6 anni, 7 anni, non ricordo preciso. Oltre, lei ha menzionato un rapporto di fornitura, mi è sembrato di comprendere, di latte alla ditta Sì. Malia. Ha avuto altri rapporti con, diciamo, per l'attività espletata dalla sua e dalla ditta del Tuccio? No, con la Malia? Io non ho avuto altri rapporti mai, soltanto ho dato questo latte. Senta, allora, siccome le sono state poste delle domande che riguardavano la ditta Malia, ecco, da che cosa le derivano queste sue conoscenze sulla ditta Malia? Mi venivano conoscenze. Le sono state poste le domande se la ditta Malia avesse mai minacciato qualcuno, come si fosse o meno inserita nel mercato, nel rapporto con i fornitori di latte e via discorrendo. Cioè, lei tutte queste cose come le sa sulla ditta Malia? No, a me non mi hanno mai fatto. Senta, mentre mi è sembrato di comprendere che lei è stato fornitore della standa di via Etnea? Sì. In che periodo?
Da quando l'hanno fatta? Nel Viale 20 settembre? Da quando sono nati i magazzini standard? In che periodo, se lo ricorda più o meno? Non mi posso ricordare, signor giudice. Cioè, lei è fornitore di Io, quanto... come ci disse, da 106 anni, perciò non mi posso ricordare. No, chiedo scusa, ecco, per quanto riguarda le filiali standard, da quando è fornitore? Dei magazzini standard? Sì. E me lo disse, da 106 anni. Da 36 anni. E allora il magazzino la filiale di Catania, quella della Vietnea, fino a quando l'ha rifornita? Fino a quel giorno che l'hanno bruciata. L'hanno bruciata. Lei ha dato una percentuale sul tipo di fatturato, ha detto 100 milioni, a cosa si riferiva esattamente, perché mi ero distratto un attimino? Io ho dato percentuale. Sì, sul fatturato della Standa di Vietnea, se mal non ricordo, per i prodotti del settore alimentare. No. Allora forse ho compreso male io. Lei ha dato una risposta dicendo che quanto poteva ammontare il fatturato. Quanto poteva essere il fatturato, mi ha chiesto l'avvocato. Non che io ho dato percentuale. No, chiedo scusa. Il fatturato, quale fatturato? Ecco, su cosa ha risposto esattamente? Quanto? Su quale fatturato ha risposto? Il fatturato di tutti gli stand, non è che io posso sapere. Ma il fatturato della sua ditta? Sì. Della sua ditta per la fornitura di quale tipo di prodotto esattamente? Tutti i prodotti caseari. Tutti i prodotti caseari. Io forse ricorderò male, ma è stato utilizzato il termine di prodotti alimentari per il settore alimentare, è così? Intendeva dire quindi il latte, mozzarella? No, il latte io non ne produco latte. Allora cosa? Mozzarella, gacetto, silano, ricotta, formaggio, tutta questa roba per i latticini freschi. Senta, lei conosce il signor Rantuccio? Rantuccio? Rantuccio Carmelo. Io conosco Rantuccio per nome, ma non l'ho mai visto perché so che era il proprietario della filiale SMA di Milazzo, eccetera, dove io sono fornitore. Lei ha mai sentito parlare di una società chiamata CSS? CSF? CSS. Non so di che cosa sia. Lei è mai stato fornitore degli affiliati stand a Catania? Di società che controllassero gli affiliati stand a Catania? Degli altri stand? Le chiedevo, lei è mai stato fornitore di società che a Catania controllassero i supermercati affiliati stand? No. Mai. Lei ha mai conosciuto un certo Pulvirenti Antonino, che si occupa sempre del settore dei supermercati? Signor Pulvirenti? Antonino, che si occupa del settore dei supermercati. No, non mi risulta. E quindi lei con il Rantuccio non ha avuto mai rapporti? Io personalmente no, perché quando andavo a ritirare l'assegno lo ritirava mio figlio. Cioè, in che senso? Allora, che tipo di fornitura facevate? Quale tipo di prodotto? E tutti quelli Sempre prodotti caseari, sempre prodotti caseari. Freschi. Lei sa se il signor Tuccio, all'epoca in cui lei ha avuto questo rapporto con le società del Rantuccio, fosse anche fornitore del Rantuccio stesso? Che abbia avuto so che aveva la fornitura a questi affiliati standard. Ma Chi l'aveva? La ditta Malia. Lei sa quando la ditta Maglia ha avuto la fornitura di questi supermercati affiliati standard? Non lo so questo per quanto tempo, per quanto l'ha avuto non lo so. Di fornitura a quando risale? Cioè quando ha saputo che la Maglia forniva gli affiliati standard? Ma me lo dicevano i miei piazzisti, dice guarda che ora la Standa, l'affiliate Standa, abbiamo un altro concorrente che si chiama la Malia, abbiamo un altro concorrente che si chiama Zappalà, abbiamo un altro concorrente che si chiama Sole. Ma ragazzi, noi facciamo il nostro lavoro, loro si fanno il suo, questo io ho risposto e rispondo sempre ai miei collaboratori. Ho finito. Avvocato, può andare, signor Vera. I testimoni dell'avvocato, mi pare che anche l'avvocato Sambataro aveva prospettato che aveva gli impegni. Molto cavallerescamente diceva. E allora, il testo dell'avvocato Giuffrida.
la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mai è mia conoscenza. Lei è il signor? Giuffrida Mario. Nato? A Catania l'8/11 del 55. Dove risiede, signor Giuffrida? Riesisto a Catania, riesisto del 68. C'era l'avvocato Strano e alla sua sinistra. È un test della difesa di Motta Antonio, quindi dell'avvocato Libera e dell'avvocato Strano. Signor Giuffrida, lei che attività svolge oggi? Cameriere. Cameriere. Lei è mai stato interessato alla gestione del ristorante Paradiso degli Aranci? Sì. Paradiso degli Aranci, per intenderci, è il ristorante annesso ad un albergo. A quale albergo? Sì, all'Aras Hotel. Sì. Chi è il proprietario di questo albergo? Monaco Alfredo. Lei è stato interessato in che senso? L'ho avuto in gestione per 6 mesi. In che epoca lo ricorda? Credo nell'82, il mese più o meno. Sì. Lei aveva qualche socio? Sì, diciamo di sì. Sì. Chi era questo socio? Claudio Semperi. Sì. Senta, poi a un certo punto, è durata 6 mesi, come è cessata questa gestione? Ma la cessione è cessata perché non andava tanto bene come lavoro, diciamo. E perché poi ho avuto un piccolo problema col Monaco Alfredo. Sì, che tipo di problema lo può chiarire? Sì, perché mi sono fatto fidanzata con la figlia e attualmente vivo con la figlia. Lei oggi vive con la figlia di Monaco Alfredo? Sì. E come è avvenuta questa cessazione di gestione? Ci può raccontare Sì. quello che ricorda? Perché il padre non era d'accordo perché sapeva che io ero sposato, però io non vivo con mia moglie, diciamo, con la mia ex moglie da più di 10 anni. Poi ci siamo parlati, ci siamo chiariti e io ho stabilito, perché il locale non andava, avevamo quei piccoli screzi di chiuderla lì e basta. Sì. Lei quanto aveva investito in questa impresa? Ma sui 40 milioni. Sì. E poi come l'ha chiusa questa vicenda economicamente? Che ci siamo fatti dei conteggi e mi è ritornato quello che mi doveva, Sì. perché avevamo chiuso, il contratto era per 1 anno, però chiudendolo a 6 mesi mi doveva ritornare dei soldi perché io glieli avevo dati prima. Senta, lei con il Monaco ha avuto questo contrasto, chiamiamolo così, questo motivo di divergenza, ma ci sono stati mai degli aspetti violenti o minacciosi nel vostro rapporto, nelle vostre discussioni? No, assolutamente. Cioè è stata una separazione, chiamiamola così, consensuale, ecco, Sì, per sì. intenderci. Lei i soldi materialmente da chi li ha ricevuti? Ma io una parte li ho avuti da me e una parte me li aveva prestati. No, non nell'inizio del rapporto, dico alla fine, quando c'è stata questa sorta di liquidazione, di chiusura, di questa risoluzione di rapporto, lei i soldi materialmente da chi li ha ricevuti? Dal nipote di Monaco. Sì, che si chiama, lo ricorda come? Antonio. Il cognome? Antonio Motta. Antonio Motta. Quindi questo è il nipote del signor Monaco. Senta, il Motta intervenne mai nel corso delle trattative per convincerla a lasciare l'impresa, cioè le fece mai delle minacce, delle violenze, altro? No, assolutamente no. Lei ha mai saputo di interessamenti di una persona a nome Santa Paola in questa vicenda? No, da escludere. La esclude. Senta, i soldi li ha avuti lei in un'unica soluzione? I soldi dal Motta?
Sì, con degli assegni. Con degli assegni. Lei ricorda per quale motivo glieli diede Motta e non Monaco? Lei questo lo può giustificare? Sì, giustificare. Cioè lo ricorda perché? Ecco. Mi ricordo che il Monaco era fuori per il lavoro, perché so che ha diverse attività. Ed essendo un nipote lì, mi diede lui. Ho capito. Il Samperi è stato messo al corrente della risoluzione di questo rapporto? Sì. Sì. E quindi alla fine nei conteggi lei ne parlò dei conteggi lei parlò col Samperi, avete conteggiato soldi che aveva tirato fuori lui, eccetera? Sì, oppure... sì. Li ho dati a lui i soldi, gli assegni. Senta, lei chiese consiglio a Samperi sulla risoluzione, sulla sua volontà di risoluzione di questa impresa? Ma no, perché era un mio lavoro, un mio diritto gestirlo a modo mio. La difesa ha finito, grazie Presidente. Pubblico Ministero, e un po' di silenzio in aula, per favore. Quando ha conosciuto Claudio Samperi? Lo conosco da parecchi anni, da molti anni diciamo. Allora, come nacque questa società fra lei e il Samperi? Sì, perché io volevo prendere qualcosa in gestione per fare qualcosa per conto mio. E rispetto ai soldi che avevo, erano pochi. Cioè, siccome so che lui prestava anche dei soldi, glielo dissi e lui mi disse sì, va bene, però ci mettiamo in società. Prestava come? Con tassi particolari? Sì. Che io mi ricordo, Che tassi? No, glielo so dire questo. E allora, lui ha preso allora quanto in prestito dal Samperi per fare questo? In prestito, lui me li ha dati dicendo sì, va bene, per me va bene che ti do questi soldi, però ci mettiamo in società. Io lo gestisco e siamo soci, diciamo. Non è che c'era una percentuale nei soldi che lui mi ha dato. E quant'è questa quota che fu messa dalla Samperi? Ma credo una ventina di milioni. Lei invece quanto ha fatto confluire per l'attività che doveva gestire? 41-42. 41-42. E fu specificato fra voi in che percentuale era la società? Eravamo soci al 50%, diciamo. Ma come mai il Samperi aveva fatto confluire 20 milioni, lei 41? Sì. Poi vi era anche, aveva fatto confluire la sua attività all'interno dell'azienda oppure solo il denaro? No, solo il denaro, diciamo, la metà l'ho messa io e metà l'aveva messa lui. E come mai eravate soci allora al 50%? Lei mi ha detto 20 milioni se non sbaglio. Sì, 20 milioni me li ha dati lui, 20 ce l'avevo io. Io ho capito che lei ha fatto confluire 41 milioni. Io ho dato 41-42 milioni, non mi ricordo adesso con esattezza, però lui ha messo la sua quota, io ho messo la mia, che è del 50% lui e del 50% io. Ho capito, allora avevo compreso male. E avevate stabilito un tempo in cui doveva essere restituita questa somma? No, questo no. Diciamo, siccome io vedevo nel locale, se andava bene si prendevano i soldi e ognuno si prendeva il suo guadagno. Ma si era stabilito la percentuale che doveva avere il Samperi? Il 50%. Quindi ormai si trattava soltanto di una quota che aveva fatto confluire il Samperi? Sì. Cioè non era più denaro dato in prestito. E quanto è durato questo rapporto? Ma 6 mesi all'incirca. Può indicare esattamente le ragioni a seguito delle quali finì questo rapporto di questa società fra lei e il Samperi? Sì, finì perché io, essendo che ho ceduto la gestione, ho lasciato la gestione, il rapporto era chiuso con Samperi. Chi la continuò poi? Che io sappia non lo so chi la continuò.
Il monaco invece quando l'ha conosciuto? Il monaco quando sono andato per chiedere per la gestione come era combinato, eccetera, eccetera. Verso ottobre-novembre. Ottobre-novembre di quale anno? Del 91, credo. Del 91. Il Samperi conosceva il monaco? No, che mi risulti no. Quando andò via il monaco, quando lei andò via, sa se il monaco in qualche modo si è occupato della gestione di questa attività? Della gestione di questa attività? Questo non glielo so dire. Il Motta Antonio quando l'ha conosciuto invece? Io lo vedevo spesso là con lo zio. Lo zio chi? Alfredo Monaco. Ma che tipo di rapporti aveva lei con il Motta? Cioè si frequentava, amicizia? No, io ero sempre lì, diciamo, per la questione di clienti, ero nella hall che c'è l'ufficio lì vicino e si vede una persona quando è vicino a un'altra. Sì, dico, ma lei lo conosceva di vista? Le è stato mai presentato? Ma forse ci siamo presi un caffè insieme dentro l'albergo stesso, però non mi ricordo specificatamente. Lei ha detto che lo vedeva spesso sì. Perché io entravo al lavoro, diciamo. Lei entrava? Per andarmene a lavorare. Sì. E non le fu mai presentato? Sì, mi fu presentato quando fu dallo zio, mio nipote. E poi ricorda se il Motta aveva un ruolo all'interno della... Cioè come mai era sempre presente lì? Questo non lo devo so dire, so che lavorava per lo zio, però non devo so dire. Sì, ma lei in qualche modo... Chiedo scusa, forse comprendo male. Lei esattamente dove l'ha incontrato? Al ristorante Giardino degli Aranci stiamo parlando, no? Sì, e quell'albergo è tutte le palazzine, diciamo, tutto uno stabile. Ecco. Che poi si entra e si scende dal ristorante. Cioè, lei era socio per il ristorante? Io il ristorante. Per il ristorante. Però siccome è attiguo, diciamo che si deve passare... Mentre l'albergo era gestito da chi? Il proprietario, Alfredo Monaco. E da chi era gestito? Anche dal monaco, soltanto dal monaco. Lei non ha avuto modo mai di chiedere che cosa ci facesse al monaco, che cosa ci facesse il Motta lì sempre al locale? Non avevo motivo. I suoi rapporti con il monaco fino a quando sono durati? Cioè di saluto o frequentazione? Ma da quando è iniziato fino a quando abbiamo chiuso... Cioè? Allora, dicembre 92, giugno 92 credo. Quando si è avuta la tensione, cioè quando si sono rovinati questi rapporti con il monaco? Credo nel mese di giugno stesso. È da fare domande? È da fare domande. Questo benedetto verbale parlato non abbiamo trovato. Non c'è tempo. Abbiamo finito, Presidente. Avvocato, sì, in sede di riesame un'ultima domanda. Signor Giuffrida, lei poco fa ha detto pure, in sede a seguito di una mia domanda, che uno dei motivi per i quali ha lasciato, oltre quello del contrasto, diciamo, quell'occasione di contrasto con il monaco, era anche che le cose andavano male. Sì. Quindi quando il monaco le disse apertamente che le disse che lei doveva andare via per quella situazione? Non proprio, però ho deciso anch'io di andare via, visto il punto che la gestione non andava più. Dovevamo avere un certo tipo di rapporto, così era meglio lasciare il rapporto di lavoro. Quindi fu una decisione sua in sostanza, ecco, a lei andava bene così. Va bene, grazie. Sì. Può andare, signor Giuffrida.
Allora, i testimoni, l'avvocato Sambataro vuole indicare i suoi testimoni. L'avvocato Sambataro mi ha cortesemente dato il suo posto, se permette, Presidente. Bene, avvocato Calì. Bonfiglio Carmelo. Presidente, posso approfittare di questa breve attesa? Nell'interesse del Motta, noi abbiamo citato anche un altro test, proprio il monaco Alfredo, del quale ha parlato poco fa questo test, il quale non è venuto nonostante la citazione. Abbiamo appreso che per motivi di salute si trova fuori Catania, per ricoverato eccetera. Ecco, noi facciamo riserva di ricitarlo nella fase che la signoria vostra poi ci vorrà indicare, nel senso, avvocato, quando sarà dimostrato l'impedimento del signor Monaco, sì. O quantomeno quando sarà dimostrato che noi l'abbiamo citato. Non è sufficiente, avvocato. E noi che non possiamo Perché noi che doveva aspettare l'ultimo giorno lei per citarlo. No, non l'abbiamo citato oggi, l'abbiamo citato una settimana fa, Presidente, non l'ultimo giorno. Per oggi. L'ha citato una settimana fa per oggi. Citato per l'udienza precedente nella quale doveva venire. Lei avrebbe dovuto chiedermi l'accompagnamento per tempo. Di uno ammalato e ricoverato all'estero? Appunto, avvocato, io le sto dicendo, all'esito dell'accertamento dell'impedimento effettivo, allora si deciderà. Ma è quella la prova che dobbiamo avere. Il signor Bonfiglio Carmelo. vuole leggere la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che nessuno con la mia disposizione mi impegna di dire tutta la verità e non scondete nulla che fanta mia coscienza. Dica lo giuro. Lo giuro. Lei, il signor? Bonfiglio Carmelo. Nato a Bove, signor. 25 settembre 58 a Catania. Dove risiede? Via Rizzeri 157 a Cittadella. Ascolti le domande all'avvocato Calì, alla sua sinistra. Signor Bonfiglio, lei conosce Zucchero Domenico? Sì. Lei conosce l'attività lavorativa svolta da Zucchero Domenico? Sì. Vuole indicare alla Corte qual è l'attività lavorativa dello Zucchero? Autotrasportatore. Lo Zucchero si occupa anche di un'attività avente per oggetto il trasloco? Sì. Lei ricorda se alcuni anni addietro, ed esattamente nella primavera del 1993, ebbe ad accompagnare una persona da Zucchero Domenico per eseguire un preventivo Un relativo po' di a un silenzio trasloco? in fondo, che non si capisce niente. Allora, si tratta di... Può rispondere. di un cugino mio. Sì, vuole indicare alla Corte il nome di questa persona che lei accompagnò da Zucchero Domenico? Francesco Viola. Vuole indicare alla Corte la causale dell'incontro? Guarda, io mi trovavo a casa di mia zia e allora parlando cercavo uno che faceva un trasloco. E ho detto, senti, io conosco perché conosco Zucchero da vecchi anni, perché io avevo un'officina di elettraulo e gli facevo i lavori a lui, a suo padre, a tutti Zucchero. Guarda, io mi ho fatto perché ho cambiato io 3 volte la casa, se sono proprio di mestiere. E allora abbiamo fatto un appuntamento alla stazione e l'ho portato in ufficio di Zucchero. Abbiamo parlato, abbiamo fatto e ci dobbiamo mutare un altro giorno. Lui ha fatto il preventivo, poi il mio cugino non è venuto più e l'ho portato in via Chimerico, dove c'è l'ufficio del signor Zucchero. Senta, ma lei ha detto che conosce Zucchero perché aveva fatto i lavori alla ditta Zucchero? Sì, da bambino, io avevo l'officina e parlavo. Dove era la sua officina, signor Bonfiglio? Guarda, da ragazzo lavoravo presso via Siveto, via Ussino, poi da proprietario ho fatto l'officina in via Siveto. Senta, quando lei ha concordato l'appuntamento con Viola, dove si trovava lei e il Viola? In ufficio, l'appuntamento abbiamo fatto alla stazione, poi dalla stazione ho portato in ufficio del Zucchero. Quando lei ebbe modo di portare Viola nell'ufficio di Zucchero, notò se Viola conosceva già Zucchero Domenico o no? L'ho presentato io il giorno. Quando lei disse a suo cugino Viola Francesco che lo avrebbe accompagnato da Zucchero Domenico per fargli fare un preventivo, notò in quella circostanza se Viola Francesco conosceva già Zucchero oppure no? Non lo conoscevo. Dopo che voi vi siete incontrati per la
indicazione del preventivo, lei sa se Viola Francesco è poi ritornato a chiedere a Zucchero Domenico di effettuare il trasloco oppure no? No. No, perché Zucchero l'ha preventivo, l'ha consegnato a me e poi dovevo vedere mio cugino non si è fatto più vedere. Lei sa se successivamente a questo incontro poi Viola Francesco abbia rivisto Zucchero Domenico o meno? No, io sappia no, perché poi dopo un paio di giorni Zucchero ha detto come è finito, si aspetta mio cugino, per il cugino mi dà la risposta. E comunque in conclusione, lei sa se il trasloco da parte di Zucchero per conto di Viola fu effettuato o no? No. Non ho altre domande, grazie Presidente. Pubblico Ministero. Sì, Presidente, soltanto un attimo, volevo guardare il capitolato di prova perché... Mi scusi, quanto lei parla di Viola Francesco, mi pare di aver capito che esista un rapporto, sono il pubblico ministero da questa parte. Quando lei parla di Viola Francesco, mi pare di aver capito che ci sia un rapporto di parentela tra lei e Viola, o sto sbagliando? No. Suo padre e mia madre sono fratelli e sorelle. Lei sa che innanzitutto chi è questo Viola Francesco, tanto per... Mio cugino. Sì, lo so, nella vita cosa ha fatto, che tipo è? È pregiudicato, è collaboratore di giustizia? Ma guarda, ora ho saputo tramite il giornale che è un collaboratore di giustizia. L'ha saputo tramite i giornali. Che c'ha? C'ha qualche problema lei? No, guarda. Siccome respira un po' affannoso. Ho un mal di gola, sto svuotando della notte, cioè poi faccio la notte, lavoro all'azienda municipale di trasporti. All'azienda? Municipale di trasporti. Fa il turno di notte e quindi è stanco ora di mattina? È affaticato. E quindi l'ha saputo dai giornali che Viola è un collaboratore di giustizia. Lei ha avuto mai precedenti procedimenti penali? È stato mai sottoposto a qualche... Guarda, sì, ho avuto, sono in sospeso di un richiesto. Sono? Mi hanno fatto un richiesto ora che ho avuto un incidente, io facevo l'autista alla NT. Ho avuto una lite e mi hanno sparato. Per una lite... Per un problema di circolazione stradale? Esatto. Gli hanno sparato addirittura. Oggi a Catania è normale questo. Uno che fa l'autista purtroppo. Quindi lei come autista dell'AMT è stato... Facevo, ora per motivi di salute. Sì, ma non ho capito una cosa, lei quando è stato sparato aveva la divisa dell'AMT? Cioè, stavo lavorando alla stazione centrale. Alla stazione centrale. In che anno questo gli hanno sparato? Ma 4 anni fa. Come? 4 anni fa. E mi scusi, lei è stato sparato ed è stato sospeso dal servizio, mi faccia capire? Per motivi di salute, perché ho avuto le volte esaurimento, mi hanno sceso dalla stessa e sono in officina ora. Ecco, ma non ho capito allora il procedimento ce l'ha perché è stato sparato? Sì, mi hanno fatto quindi non solo gli hanno sparato, ma anche un procedimento penale. Per favoreggiamento. Ah, per favoreggiamento. Favoreggiamento nei confronti di chi? Perché dici che non vuole... Cioè, io non lo so adesso perché non ne capisco di queste cose. Io e questo ferimento è avvenuto nella zona della stazione? Mi trovavo in linea là, sul 36. Cioè era al capolinea, fermo? Sì. E questo Zucchero Domenico dove lavora? Dove c'ha la sede della sua azienda? Un'adressa di via Archimede, via Claudio Monteverde, un'adressa di via Archimede, sì. Di via? Via Archimede. E la via Archimede in che zona si trova? Nella margine della stazione. Vicino dove lei è stato sparato? No, più o meno. Cioè, vicino un chilometro ci sa, per finire l'aria. E mi scusi, da che cosa ha capito che in occasione di questo incontro, mi è sembrato di capire che lei, mi corregga se ho inteso male o addirittura se ero momentaneamente distratto, chiedo scusa, lei mi pare di aver capito ha messo in contatto il Viola con Zucchero Domenico per un trasloco? Sì, l'ho portato io, direttamente io a Viola nell'ufficio di Zucchero. Che lei già conosceva? Ma lo conosco da bambino perché ho detto io facevo l'elettrauto prima, lavoravo col mio titolare di lavoro e facevo quello di lavoro
tutta la famiglia Zucchero, padre, zio, tutti. Poi ho fatto un'officina per conto mio e un paio, proprio metà della sua famiglia me l'ho portato io come cliente. Ho capito. E questo contatto tra Viola e Zucchero in che periodo è avvenuto? 3 anni fa, guarda, non quanto? Penso 3 anni fa, non lo ricordo bene onestamente, non posso ricordare. 3 anni fa, siamo nel 1900... 3 anni e mezzo fa, non ricordo bene di chi sono. E lo sai, però in questo caso le date sono un po' più... Siamo nel 96, siamo giugno se non sbaglio del 96, 3 anni fa che cosa intende lei? Proprio 3 anni sono giugno 93. Guarda, di Preghiso non lo ricordo, inutile dico io, sì, saranno 3 anni, 4 anni fa, 3 anni e mezzo fa. Non lo ricorda di Preghiso. E questo trasloco per quali immobili, da dove a dove dovevano essere portati? Lui abitava in Corso Dipendenza, però dove lo dobbiamo portare ancora non lo devo dire, perché non mi ha detto mai dove devo tornare, dove devo portare questo mobile, a Catania, fuori Catania, non lo so, però mi ha detto a me, siccome Zucchero, dice vabbè facciamo e poi se ne parla, come faceva con me quando facevi il trasloco, perché me ne ha fatto 3. Di via Francesco Crispi, in vecchi medi a Cicatena. Ecco, ora ritorniamo alla domanda che le avevo fatto. Lei da che cosa ha capito che non si conoscevano? Cosa? Da che cosa ha capito? Perché ce l'ho presentato io, no? L'ho presentato io. Signor Zucchero, mio cugino, c'è uno che si conosco, penso che sa, guarda, ci conosciamo, ma non... Ecco, lei sa in quel periodo in cui secondo lei sarebbe avvenuto questo incontro 3 anni fa, il Viola dove risiedesse? Corso Dipendenza aveva la casa. Aveva la casa. Ecco, ma lei sa se in quel periodo il Viola avesse qualche obbligo, si trovasse con qualche soggiorno da qualche altra parte? No, guarda, perché io non è che tanto frequentavo lui, io frequentavo la mia zia, mio zio, lui... Diceva? Non aveva tutta questa frequenza... Cioè praticamente lei non aveva questa frequenza, però l'hai incontrato in occasione di questo... A casa di mia zia. A casa di tua zia? Di sua madre. Cioè io ero a fare una visita a mia zia, mentre ci sta venendo Nuccio. Ci ha aspettato per salutarlo e abbiamo parlato qui e gli ho detto, vi lo spiego io questa cosa. Ora vado con un signore che io faceva i lavori, che mi ha fatto il trasloco a me un paio di anni fa. Aspetti un attimo che facciamo fare... Posso? Soltanto le volevo chiedere, ricorda quantomeno la stagione di questo trasloco, se era estate, inverno? No, non lo ricordo questo. Non lo ricordo. E da quanto tempo non lo vedeva, prima di questo incontro, da quanto tempo non lo vedeva al signor Viola? 2 mesi. 2 o 3 mesi, perché mi ricordo che l'ho visto in casa di mia madre. E dopo questi 2 mesi, dopo questo incontro non l'ha più visto? No. Ho altre domande, Presidente. Avvocato Calì? Signor Bonfiglio, lei sa o ricorda se suo cugino ha un soprannome a nome Barry White? Sì. Lei ricorda quando ebbe modo di incontrare suo cugino sia a casa dei suoi genitori sia anche a casa dei genitori di Viola, da quando era stato scarcerato? Da poco penso. Poco quando all'incirca? È in grado di quantificare circa? 6 mesi, 5 mesi penso, non penso di più. Ma lei ricorda che suo cugino ha patito un periodo di carcerazione precedentemente? Sì. Ricorda anche per quale motivo era stato arrestato? Ma lui è stato 7 volte, ultimamente quando ci hanno sparato, mi sembra. Sì. Mi sembra. E poi successivamente a questo episodio fu scarcerato e lei lo vide da lì a qualche tempo. Quando all'incirca? Lo ricorda? No. Ha già detto, mi pare. Va bene, grazie. Scusi, lei poc'anzi ha detto 6-7 mesi, se non sbaglio, ha parlato di mesi dalla scarcerazione, o no? Sì. Poi è tutto verbalizzato, voglio dire, quindi anche se... Di quando è stato l'ultimo che l'ho visto è stato 6 mesi, sì, ma quando parlando dell'avvocato
sta parlando dell'ultima carcerazione. L'ultima carcerazione qual è stata? Io ricordo quando è stato sparato. E poi è uscito, l'ho visto una volta, poi l'ho visto a casa di mia zia. Va bene, grazie. Può andare, signor Bonfiglio, può andare. Buongiorno. E allora, prima di sospendere l'udienza, signori, un po' di silenzio per favore. Un po' di silenzio per favore. Un po' di silenzio! Vorrei approfittare della presenza di un buon numero di difensori in aula per comunicare che è stata depositata in cancelleria per essere inoltrata al Presidente del Tribunale una dichiarazione di astensione del dottore Fallone nei confronti di alcune posizioni di imputate, precisamente nei confronti di Ercolano Aldo per la ordinanza di custodia cautelare del 7 settembre 93 per i reati di estorsione e incendio ai danni dei magazzini Sigros, nei confronti di Campanella Calogero in ordine all'ordinanza cautelare sotto la stessa data e per gli stessi reati, nei confronti di Lore Filippo per l'ordinanza cautelare del 16/12/93 e il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale, e lo stesso per Lore Salvatore, Fazio Vincenzo, Fazio Salvatore, e Pagano Antonino Di Nicola per lo stesso reato e relativamente all'ordinanza custodiale del 21 dicembre 92. E per l'ordinanza custodiale sotto la stessa data nei confronti di Campanella Calogero e per lo stesso reato, per Di Raimondo Natale e per Di Grazia Francesco. Si tratta quindi di 10 posizioni. Inoltre, ma questo sarà detto, poi sarà verbalizzato nel processo che riguarda gli omicidi, le contestazioni del reato di omicidio, c'è una dichiarazione di astensione nei confronti di D'Agata Marcello per l'omicidio di Leo, e quindi si riferisce sempre all'ordinanza custodiale del 6/12/1993, tanto a seguito sia della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale numero 131 del 1996 e sia anche del fatto che le dichiarazioni di ricusazione, cioè la istanza di ricusazione prospettata da altri imputati di questo stesso processo, sono state accolte, come è noto, dalla competente Corte d'Appello. Tanto sto comunicando perché, siccome questo comporterà alla fine di questa giornata, ritengo, o al più tardi all'udienza di martedì prossimo, comporterà la separazione di queste 10 posizioni da tutte le altre, e allora se le parti intendono fare qualche osservazione o qualche rilievo o qualche considerazione a verbale, sono autorizzato a farle nel pomeriggio o anche all'udienza di martedì pomeriggio prossimo. Ora sospendiamo. Presidente, dico, a questo punto il pubblico ministero, è possibile fare un intervento su questo tema adesso oppure? Su questo stesso tema lo vuole fare subito il pubblico ministero? Allora, abbiamo tempo, perché nel pomeriggio. decideremo martedì pomeriggio prossimo sul da farsi, quindi Avvocato Calì? Sì, permette un attimo, Presidente? Sì. Io le avevo già indicato che entro oggi avrei comunicato ad ella e alla Corte i testi cui intendevo rinunziare al fine di accelerare i tempi del processo. Quindi comunico formalmente che rinunzio a tutti i testi indicati nelle liste che sono state depositate, ad eccezione dell'unico testo della cui citazione ancora non conosco l'esito, che è il legale rappresentante della ditta Bartolini o Bartolini Giorgio. Avvocato Bartolini, a quanto pare rinunzio a tutti gli altri. È renitente, abbiamo il solo mezzo di farlo accompagnare.
perché è stato contattato non so quante volte dalla cancelleria e si è negato praticamente. Oggi ha fatto pervenire non so che impedimento di viaggi e di affari e cose di questo genere. Possiamo solo farlo accompagnare. Quale altra udienza abbiamo disponibile? Martedì pomeriggio. Grazie. Presidente, mi scusi, scusa. Due cose. Nel pomeriggio qual è il programma che si prevede consegua? C'è la prosecuzione dell'acquisizione delle testimoniali, sì. E poi non so se ci sono altri interventi del pubblico ministero o altre cose che possano interessare. E poi sapere se formalmente è stata fatta rinuncia da parte dei procuratori della Repubblica per i testi che erano stati indicati in lista, cioè per tutti gli altri che fino adesso non sono venuti. Formalmente c'è stato questo atto di rinuncia? Non c'è stata. Noi chiediamo soltanto l'esame come imputato di reato connesso di Miceli e già credo che non ci sia neppure l'opposizione delle altre parti. Poi per il resto rinunciamo a tutti gli altri testi che non sono stati sentiti e che erano indicati nella lista. Signor Presidente, mi scusi, a proposito di Miceli, non ho capito bene, il pubblico ministero... Ho fatto soltanto una considerazione che non era un'affermazione, mi scuso se questa affermazione è sembrata perentoria. Credevo che non ci fosse opposizione, se ci sono opposizioni, avvocato, se questo è il senso del suo intervento. Sì, glielo voglio confermare, l'opposizione relativa a Miceli da parte della difesa di Tuccio non perdura. Quindi noi chiediamo, ci associamo alla sua richiesta di audizione dell'imputato di reato connesso Miceli. Cortesemente però dovremmo saperlo con un qualche anticipo per poter preparare la posizione. Ecco, grazie. Presidente, scusi, io vorrei intervenire per sapere un po', in questo testo Miceli, al quale peraltro io non sono interessato, quindi devo dire che non mi interessa molto, però è un problema di procedura, di carattere generale. Questo test dell'accusa doveva essere sentito prima della fase che stiamo vivendo oggi, no? Fase che lei ha più volte ribadito si chiuderà oggi per la difesa. Vede, avvocato, per esempio c'è un discorso all'avvocato Calì che non rinuncia a un test che è stato più volte citato e che non viene e che bisognerà far accompagnare. Questa vicenda qui noi l'abbiamo seguita e quindi dovrà essere fatto accompagnare per martedì pomeriggio. No, io dico, siccome quel test, faccio riferimento al testimone, ecco, per essere chiari, perché è una posizione che abbiamo trattato 20 minuti fa. Lei mi diceva, visto che fino ad oggi non è venuto, lei non ce l'ha segnalato, non abbiamo la prova, non l'abbiamo fatto accompagnare, lei non ce l'ha richiesto, decade dal diritto. Io vorrei sapere a questo punto se la posizione del test del pubblico ministero è diversa da quella del testimone. È certamente diversa. E certamente io magari poi non lo so, avvocato, questo del test avevamo chiesto sin da epoca remota, voglio dire, l'esame dell'imputato di reato connesso. Siccome c'era un problema sui tempi di questo esame, posto che l'imputato di reato connesso non era indicato espressamente nella lista testi, però in sede di esposizione introduttiva i pubblici ministeri avevano detto che volevano esaminare le posizioni di tutti gli imputati di reato connesso, la cui posizione era stata stralciata, siccome c'era un piccolo contenzioso, si profilava su questo problema, era stata chiesta sin da tempo l'esame di questo test e poi si era detto che si sarebbe fatto in un altro momento. Nel momento in cui mi viene formalmente chiesto se la pubblica accusa rinunzia ai propri testi, il pubblico ministero ritiene doveroso dire che noi a Miceli non rinunciamo, mentre rinunciamo a tutti gli altri testi. Signor Presidente, mi scusi se mi consente, interloquisco anch'io in questa vicenda. Il contenzioso c'è e permane in linea teorica, perché a nostro avviso non è rituale la citazione
Dico di Miceli, perché sia chiaro, Presidente, che poi per ragioni di carattere, diciamo, strumentale, la difesa ritiene che sia utile sentir Miceli e rinuncia all'opposizione, è altro motivo. Chi è sto Miceli? Presidente, è un imputato di reato connesso che era abbondantemente già tale al momento in cui vi era la presentazione delle Allora, liste. se c'è il contenzioso, il pubblico ministero nella seconda tornata ci farà constare perché è saltato fuori e quando è saltato fuori, perché deve essere sentito, in modo che le parti diranno no, è tardiva, non può essere restituito il termine, non c'è necessità, oppure ci associamo, sentiamo. Ribadiamo, Presidente, però Se che invece comunque la cosa è pacifica fra le parti, a parte ogni questione di carattere procedurale, strumentale o altro, il pubblico ministero lo può fare venire martedì pomeriggio, questo è il discorso. Presidente, allora io chiedo di sapere se il pubblico ministero ha problemi è che noi citiamo Monaco Alfredo, perché se c'è l'accordo anche in quel caso lo possiamo portare. Avvocato, se non si chiude la fase per un accidente qualsiasi, se non ci sono ostacoli di altra natura e lei porta martedì pomeriggio il signor Monaco Alfredo qua, lei pensa che c'è qualcuno che dice no, non sentiamo il signor Monaco? Io avevo capito che c'era una preclusione tecnica. Certo, ci sono. Ora abbiamo chiarito che praticamente abbiamo chiarito che stasera, non per questo test dell'avvocato Calì, stasera non si potrà chiudere questa fase. Consente un attimo? Dichiaro di rinunziare all'esame del test Bartolini. Presidente, mi scusi. Ultima cosa. No, un attimo. Chi è? No. Allora stasera chiudiamo. Presidente, mi scusi. No. Presidente, mi scusi. Presidente, prima della sospensione posso chiedere, si può ascoltare il mio test, quello che non è venuto la volta scorsa perché aveva partito? Si può sentire il test che avevo indicato? Avvocato, sono le 14:26. Aveva particolari problemi. Appena riprendiamo alle 15:30, 15:45 lo sentiamo per primo. Presidente, mi scusi. Sono il 28, 2 minuti. Sì. C'era una richiesta da parte dei pubblici ministeri di sentire tale 4 l'una, 5 l'una, non mi ricordo. Su questo quando con la seconda tornata. interromperemo il 4, quindi su questo punto. Sì. Mi scusi, Presidente, solo per la verbalizzazione dichiaro di nominare sostituto processuale l'avvocatessa Lucia Danna e chiedo l'udienza di martedì, chiudendosi oggi l'istruttoria della discolpa. Il problema è questo, oggi si chiuderà la discolpa, la fase. Così pare, avvocato, ma qui è un happening, quello che succede. Presidente, mi scusi, l'udienza quindi è confermata ugualmente l'udienza di martedì pomeriggio? Sì, dovremo vederci necessariamente. Allora mi consenta quel rinvio, quella sospensione entro il quale dobbiamo portare quelle richieste. Noi stabiliremo in quell'udienza di martedì. All'udienza di martedì. Perfetto, grazie. Presidente, mi scusi, non voglio importunarla ulteriormente, dico ma produzione documentari non c'è problema, è inutile che ci... Non c'è problema, poi. Se non l'ha fatto va bene lo stesso. Sì. Avvocato La Rosa, chi dobbiamo introdurre? Spampinato? No, Giardinaro? Come si chiama? Non ci sono microfoni, non l'ho sentito. L'ha sentito? Sì.